mi insegna a rubare. Qua tutto quel che avevo ne sta tutto su una mano. Cerchiamo di capire il segno che faceva il regista Carnelli. Il regista Carnelli quando fa pugno in alto, no, non c'entra, non si sa mai, dice, ma magari no. Ben trovati da Sammy Varin, RPL, Radio Padania Libera in diretta nazionale e musica indipendente, ma certo, come ogni martedì dalle 13:10 alle 14, in replica il sabato dopo le 20:30, la musica del territorio, le radici, le identità, la passione per la musica e non soltanto. Se andate sul sito radiopadania.org potete vederci dal vivo in diretta streaming, ma anche nella replica delle 20:30. Di fianco a me, signori, un barbuto molto particolare che qualcuno forse riconoscerà perché negli ultimi mesi si è visto anche in televisione, in vari spettacoli. Andrea Tarquini, ciao! Ben trovato su Radio Padania. Un po' emozionato, che dice mamma mia dove sono finito. È lì il bello, se t'ho chiamato non c'è un motivo ma ci sono molti motivi e pian piano li scopriamo mandando poi in onda il bellissimo CD che ci hai preparato, ma di fianco spostati un po' più in qua che ti fai vedere dalla telecamera perché insomma solo per i capelli bisogna guardarla, almeno per i capelli, è quella che ha i capelli più appariscenti, poi il resto non ci interessa. Luisa Livatino, ciao! Mi applaudo da solo, ma com'è questa cosa? Luisa, non ti applaudi? No, sei una persona timida. No, ma non si applaude mai da sola. Giusto, ci vuole il pubblico, ma il bello della nostra trasmissione è che il pubblico è dall'altra parte, capito? In questo momento 300.000, 400.000 persone sono con la radio accesa. Pian piano tutti le presentazioni. Tutti per vedere me, no? Tutti per vedere, per ascoltare te. Diciamo che quando ho messo su Facebook la notizia, devo dire, rispetto ad Andrea Tarquini, qualche mi piace in più la Luisa Livatino l'ha avuto. Mi dispiace Andrea, non lo so, forse la foto che ho messo non eri particolarmente sexy. La tua? La tua. Diciamo che Andrea sa fare altre cose che mettersi lì tutto bene, pettinato, eccetera. È molto più bravo, ad esempio, a suonare la chitarra. L'Andrea è stato ed è tuttora chitarrista, è stato chitarrista di una persona fenomenale, come al solito fuori tempo, fuori moda, fuori posto, come dico spesso su queste frequenze. Ci piace ospitare le persone fuori posto. Sto parlando di Stefano Rosso. Qualcuno si ricorda di Stefano Rosso, signori? Io apro subito le linee allo 0266 20 3529, però direi di lanciare subito la traccia che abbiamo preparato in regia per rinfrescare la memoria. È chiaro che dovete avere più di 30 anni, magari anche più di 40. Poi qui la memoria non viene molto rinfrescata perché questo è un pezzo inedito. Questo è quello inedito, signori, quindi men che meno, ragazzi, no, non pensate di ricordarlo, ma il modus, ciò che esce fuori, il succo, la ciccia della canzone è sicuramente quello, perché tu hai assorbito moltissimo anche della cultura. Ti sei ritrovato anche in questa cultura di Stefano, forse perché ci sei stato a contatto, forse perché era